La norma CEI 1127 è da decenni il riferimento fondamentale per la sicurezza dei lavori elettrici in Italia, richiamata nel decreto legislativo 81 del 2008. A novembre 2025 è stata pubblicata la nuova edizione, la sesta, che introduce diversi aggiornamenti importanti. Ma cosa cambia davvero per chi lavora ogni giorno nel settore elettrico? Tra le principali novità troviamo un adeguamento alla norma europea CEI EN 50110, aggiornata nel 2024, e una revisione delle definizioni e degli acronimi relativi alle figure professionali coinvolte. Sono state inoltre chiarite le definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione e aggiornate le distanze di lavoro. La nuova edizione include anche 2 allegati informativi dedicati ai pericoli degli archi elettrici, arc flash, e alle disposizioni di emergenza, 2 temi di grande rilevanza pratica. Per approfondire tutte queste novità abbiamo organizzato un seminario gratuito dedicato proprio alla nuova CEI 1127, edizione 2025. Durante l'incontro, l'ingegner Cristian Masiero, consulente e docente esperto in sicurezza elettrica, illustrerà nel dettaglio l'impatto delle modifiche sulla gestione dei lavori elettrici, sia fuori tensione che in prossimità o sotto tensione. Insieme all'avvocato Gianluca Rizzardi analizzeremo gli obblighi e le responsabilità delle figure individuate dalla norma, con esempi e casi tratti dalla giurisprudenza. Perché conoscere la norma non basta, è fondamentale capire come applicarla correttamente, ogni giorno. Vi aspettiamo dunque al seminario gratuito per scoprire insieme come cambia la sicurezza nei lavori elettrici con la nuova CEI 1127. Il seminario è disponibile gratuitamente sul sito vegaformazione.it/seminari.